Buongiorno da Enrica Maggi, benvenuti alla terza puntata della rubrica relativa all'Austria. Inizio subito leggendo una email che mi scrive Carlo da Udine, chiedendomi quali sono i passi da compiere per cercare di estendere la sua attività di ristoratore in Austria attraverso il franchising. Per partire con il passo giusto occorre innanzitutto avere un modello di business già ben strutturato in Italia. Oltre a ciò, prima di affrontare direttamente il mercato austriaco, è necessario verificare ex ante se il prodotto che si intende proporre sia gradito o meno nel nuovo mercato e se le modalità di gestione del ristorante possono essere bene accolte in Austria. Verificati questi preliminari ma essenziali aspetti, occorre rivolgersi ad un legale in Austria per la redazione del contratto di franchising, scegliendo accuratamente la legge applicabile ed il foro competente in caso di discordie. Una volta registrato il proprio marchio anche in Austria, si può partire con la ricerca dei giusti partner commerciali. A questo proposito segnalo che in Austria esistono dei portali online che aiutano proprio le imprese che vogliono implementare un sistema di franchising a ricercare in tempi celeri il partner giusto. Leggo ora un'altra interessante email di Luigi da Cervignano, che mi chiede se la residenza in Austria può portare a conseguire lo status di cittadino austriaco e se, nel frattempo, il residente ancora non cittadino austriaco abbia accesso alla sanità e ad altri servizi pubblici. Rispondo molto volentieri a questa email perché io stessa, pur essendo residente davvero da molti anni in Austria, non ho la cittadinanza austriaca e quindi vi posso parlare per la mia personale esperienza. Sicuramente tutti i cittadini dell'Unione Europea, se residenti in Austria, hanno accesso ai servizi sanitari, esattamente come gli austriaci, se possono dimostrare di avere in Austria un reddito. I cittadini comunitari residenti in Austria che abbiano ivi lavorato per un determinato numero di mesi possono altresì accedere ai sussidi pubblici per la disoccupazione, alle stesse condizioni a cui accedono gli austriaci. Lo stesso dicasi per gli assegni familiari mensili statali, di cui godono in Austria tutte le famiglie residenti con figli fino ad un massimo di 24 anni, indipendentemente dal loro reddito. Dal punto di vista dell'accesso ai servizi pubblici, quindi, direi che non c'è differenza fra italiani residenti in Austria ed austriaci. È importante sottolineare però che la residenza in Austria non dà automaticamente diritto ad acquisire la cittadinanza austriaca, per ottenere la quale è necessario non solo avere vissuto in Austria per almeno 6 anni, ma anche sottoporsi ad un esame piuttosto complesso, nel corso del quale le autorità dovranno verificare la conoscenza del candidato della lingua tedesca e anche la sua conoscenza della storia e cultura del popolo austriaco. Oltre a ciò, se si acquisisce la cittadinanza austriaca, occorre rinunciare a quella italiana. Con questo è tutto per oggi. Scrivetemi pure le vostre domande a cui darò risposta nelle prossime puntate. Vedete il bellissimo lago che è qua dietro le mie spalle? Vi invito a indovinare che lago sia e nella prossima puntata vi svelerò il nome di questo bellissimo lago. A presto e cari saluti a tutti!